Buongiorno, bentornati con l'appuntamento in diretta con l'informazione di Telefriuli che apriamo con la cronaca. Un'azienda produttrice di velivoli ultraleggeri e droni con sede a San Quirino è stata perquisita dalla Guardia di Finanza di Pordenone su delega della Procura dalle indagini nate da una sospetta violazione dell'embargo in Iran. È emerso come l'azienda sia passata in mano cinese. Fari puntati anche sull'utilizzo abusivo dell'aviosuperficie della Comina. Daniele Micheluzzi. Un'azienda di San Quirino che costruisce velivoli ultraleggeri, elicotteri e droni, la Alpi Aviation, è finita nel mirino della Procura di Pordenone che ha disposto una perquisizione da parte della Guardia di Finanza nella struttura che ha sede in Comina. Il provvedimento, emesso dal sostituto procuratore Carmelo Barbaro, è nato sulle ipotesi di reato connesso alla vendita di prodotti a utilizzo civile e militare in Iran, senza però le relative autorizzazioni rilasciate dal governo italiano. Nel corso dell'indagine è però emerso che la società, fondata da imprenditori friulani nel 1999, dal 2018 è passata nelle mani di un gruppo cinese di Hong Kong che ne rilevò il 75%, investendo oltre 2 milioni di euro, un subentro che non era noto negli ambienti imprenditoriali di Pordenone. L'assemblea dei soci di Alpi Aviation, alcuni di loro sarebbero indagati, ha di recente nominato nuovi amministratori che risiedono in Cina, affiancando loro una figura di prestigio, un ex ufficiale dell'aeronautica con incarichi di vertice anche nelle Frecce Tricolori, Massimo Tammaro, che non sarebbe però coinvolto nell'inchiesta delle Fiamme Gialle. Le perquisizioni ordinate dalla Procura della Repubblica si sviluppano in un contesto investigativo più ampio da cui emergono aspetti oggetto di approfondimento e giudicati dagli inquirenti quasi inverosimili. Secondo gli inquirenti, inoltre, la possibilità che un'azienda cinese possa disporre dell'utilizzo di un'aviosuperficie come quella della Comina, nel cui spazio aereo gravitano il 90% dei voli militari su cieli italiani, vista la vicinanza della base di Aviano, costituirebbe un motivo di forte preoccupazione ed è al centro di ulteriori dettagliate indagini che sono in corso da parte delle Fiamme Gialle pordenonesi. L'operazione vuole fare luce anche su un altro aspetto. Secondo gli investigatori, che stanno indagando su questo dal 2017, la società perquisita avrebbe utilizzato abusivamente e gratuitamente da 20 anni l'aviosuperficie della Comina, una pista di volo dell'esercito italiano appartenente al demanio militare e accessibile attraverso un terreno di proprietà del comune di Pordenone. L'utilizzo delle due aree sarebbe stato consentito attraverso una onlus pordenonese che avrebbe dovuto servirsene per svolgere attività di protezione civile e sociale, attività che però non sarebbero mai state svolte se non in minima parte. E tutto il Friuli Venezia Giulia si è svegliato oggi in zona arancione e sempre oggi 110.000 ragazzi delle scuole medie, superiori e dell'università tornano alla didattica a distanza. Alcuni di loro hanno deciso di protestare sempre online, hanno organizzato una protesta per chiedere di tornare a fare lezione tra i banchi. Ricordiamo intanto le regole da rispettare da oggi in Friuli Venezia Giulia. Il servizio. Da oggi, dopo un weekend bicolore, tutto il Friuli Venezia Giulia è in zona arancione e in base all'ordinanza regionale si torna alla didattica a distanza nelle scuole medie, superiori e nelle università di tutta la regione, fino a sabato 20 marzo. Ricordiamo allora le regole, specificando che per gli spostamenti è sempre consigliato avere con sé l'autocertificazione. Ci si può spostare solo all'interno del proprio comune, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o salute o per usufruire di servizi non disponibili nel proprio territorio, compreso andare a fare la spesa. In ambito comunale è consentita una visita al giorno in un'abitazione privata fra le 5 e le 22, nei limiti di 2 persone, oltre ai minori di 14 anni o persone non autosufficienti conviventi. Rimane la regola per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti che consente di spostarsi in un raggio di 30 km, ma non verso gli ex capoluoghi di provincia, anche per andare a trovare amici e parenti. Le attività di ristorazione sono sospese, con eccezione dell'asporto o della consegna a domicilio fino alle 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze del locale. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi i negozi presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Chiudono i musei mentre possono proseguire i servizi delle biblioteche. E facendo il punto sui contagi nel territorio del comune di Valvasone Arzene, il sindaco Marcus Maurmeier parla anche delle piccole scuole nei piccoli comuni che avrebbero potuto rimanere aperte. Sentiamo.
A Valvasone Arzane abbiamo 6 casi di positività segnalati dall'ASFO che coinvolgono 4 nuclei familiari. Tuttavia preoccupa di più il riflesso sull'economia dell'emergenza sanitaria, con l'introduzione della zona arancione che porta l'amministrazione a cercare di dare una mano innanzitutto ai nuclei familiari maggiormente segnati dalle difficoltà economiche, con la reintroduzione di buoni spesa straordinari, e poi un'attenzione al mondo degli imprenditori. Andremo ad affiancare con un nuovo provvedimento di stanziamento di fondi straordinari le misure regionali e statali, proprio perché abbiamo in animo la consapevolezza del fatto che dobbiamo cercare di preservare il tessuto economico del nostro comune. E poi un pensiero ai ragazzi delle scuole. Ecco, su questo probabilmente bisognerebbe fare una valutazione più approfondita, che non è semplice da poter fare, rispetto al fatto se tenere chiuse o aperte le scuole. Sono convinto che nei piccoli paesi come è Valvasone Arzane, con buona probabilità una gestione locale, come abbiamo fatto finora, che ha consentito di fatto di evitare qualsiasi tipo di chiusura delle scuole, poteva continuare garantendo ai ragazzi, in particolare delle medie, di poter continuare a frequentare le scuole, dando anche così sollievo e respiro ai genitori. E nuovi blocchi per l'accesso in Slovenia. Da ieri sera sono stati ripristinati i controlli al confine anche per i transfrontalieri che dovranno esibire il tampone negativo. Servizio. A causa dell'aggravarsi della situazione della pandemia nel nostro paese, la Slovenia ha inserito il Friuli Venezia Giulia nella cosiddetta zona rossa. Dalla serata di ieri è stato quindi limitato il transito. Sono stati ripristinati i blocchi fisici, già attivati nel primo lockdown, ai valichi di confine, ad esempio, della città di Gorizia. Aperto al traffico il valico autostradale della A34 di Sant'Andrea, che rimarrà accessibile con controlli sulle 24 ore. Resta aperto anche il valico cittadino di San Gabriele, con un orario limitato dalle 6 alle 21, anche qui con controlli. I valichi minori invece, tra cui Salcano e Merna, restano accessibili così come i valichi agricoli. Ci sarà l'obbligo di quarantena per la durata di 10 giorni per i cittadini comunitari inseriti nelle liste della zona rossa, con la sola eccezione dei lavoratori transfrontalieri, per cui sarà richiesto un test ogni 7 giorni dal 15 marzo. Delle persone con un test Covid negativo eseguito nelle ultime 48 ore, di chi è già vaccinato o chi transita in Slovenia diretto verso altri paesi. Possono transitare infine le persone autorizzate in base a specifiche concessioni. E passiamo adesso alla cronaca. La banda della Ruspa in azione questa notte a San Vito. Al tagliamento c'è stata anche una spaccata nell'Isontino con un'auto utilizzata come ariete contro il supermercato Eurospin, ma andiamo a vedere cosa è successo a San Vito al tagliamento. Il servizio. Ancora una pompa di benzina presa di mira dalla banda della Ruspa questa notte a San Vito al tagliamento. Il tentato furto alla pompa di benzina Kuwait Easy questa notte alle 2. È a quell'ora che la centrale operativa del Corpo Vigili Notturni ha ricevuto un segnale di allarme dalla stazione di servizio di Viale Madonna. Al suo arrivo la Guardia Giurata ha trovato 2 colonnine self-service a terra e una pala meccanica abbandonata poco distante, macchina operatrice usata poco prima dai malviventi per cercare di rubare le cassette di sicurezza delle colonnine self-service. Sono stati chiamati subito i carabinieri e gli agenti della Polizia di Stato. Dopo una prima verifica eseguita sul posto con le forze dell'ordine, si è potuto appurare come il colpo non fosse andato a buon fine. Una cassaforte infatti è stata ritrovata in mezzo al piazzale e l'altro forziere è stato rinvenuto integro invece sotto l'escavatore. Ingenti i danni al distributore. E sempre questa notte una banda di ladri ha rubato una Land Rover a Gradisca di Sonzo e poi ha raggiunto il supermercato Eurospin di via Cavour a Capriva di Sonzo, dove il mezzo è stato lanciato come ariete a tutta velocità contro la vetrata del punto vendita. I danni sono in corso di quantificazione. E una famiglia composta da 5 persone residenti a Buie è rimasta intossicata dopo aver respirato il gas micidiale monossido di carbonio questa notte dopo aver acceso un braciere per scaldarsi. Uno di loro si è svegliato, ha chiesto aiuto. Tutte e 5 le persone sono state trasportate all'ospedale di Catinara per il trattamento in camera iperbarica.
Ed è stato trovato morto un uomo di 73 anni questa mattina in un canale scolmatore nella zona di Sedegliano in via Volta. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco volontari di Codroipo. Potrebbe essersi trattato di un malore o comunque di una caduta accidentale. È in corso per tutta la giornata di oggi uno sciopero del trasporto pubblico che riguarda gli autobus di ATAP a Pordenone. A proclamare lo sciopero le sigle sindacali FILT CGIL, FIT CISL e FAISA CISAL. Il personale incrocerà le braccia per 24 ore ma garantendo i servizi nelle linee urbane dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15:30, mentre le extraurbane non hanno viaggiato regolarmente dalle 6 alle 8:30, lo faranno anche regolarmente dalle 12:30 alle 16. Assicurate anche le corse per gli utenti disabili, il servizio di autobus, scuolabus, il collegamento con gli aeroporti e con il CRO di Aviano. Assicurate, si tratta del secondo stop nell'arco di un mese dopo l'astensione dal lavoro per 4 ore nella giornata dell'8 febbraio. I sindacati chiedono all'azienda una revisione dei tempi di percorrenza sulle diverse linee, la riprogrammazione di turni di lavoro troppo pesanti, i turni e le assegnazioni da rivedere. E oggi è la giornata della festa della donna, con numerose manifestazioni in corso nella regione per sottolineare il ruolo delle donne, in particolare le difficoltà che ancora incontrano nel mondo del lavoro. L'8 marzo non è solamente una festa ma anche un momento di riflessione, ha detto il Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. Zanin ha ricordato il dramma sulla violenza delle donne, in particolare in famiglia, e ha annunciato che in una delle prossime sedute del Consiglio regionale si discuterà una proposta di legge sul sostegno ai figli delle vittime di questi drammi. Per la Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, Dusi Marcolin, a un anno dall'esplosione della pandemia, si può sicuramente dire che le persone più esposte a questa crisi sono state le donne. La perdita di imprese femminili e di posti di lavoro registrano nell'ultimo anno numeri importanti che si ripercuoteranno inevitabilmente sulla qualità della vita delle famiglie e della società intera. Ed è a favore delle persone senza dimora. Rafforzata la possibilità di sostegno alle famiglie, prevede un aiuto alle piccole imprese per attutire gli effetti dell'interruzione dell'attività economica. L'iniziativo del gruppo Cassa Centrale Credito Cooperativo Italiano, che ha donato €1 milione alla Caritas italiana al servizio. Il gruppo Cassa Centrale Credito Cooperativo Italiano ha finanziato appunto la Caritas italiana con €1 milione. In particolare, qui a Udine ne sono arrivati 100.000 che sono destinati a famiglia e imprese. Sì, questa è un'iniziativa che arriva in un momento molto particolare e arriva, per quanto riguarda la parte dell'Arcidiocesi di Udine, all'indomani di un esercizio molto interessante che è stato quello dell'utilizzo dei fondi CEI che erano stati usati proprio a favore delle famiglie. Quindi innestiamo queste nuove risorse su un'esperienza già fatta, appoggiandoci sui nostri 10 centri di ascolto, che sono di fatto la parte più capillare del nostro servizio. Quindi per le famiglie che cosa farete? Così scendiamo nel particolare. Per le famiglie ci sarà uno screening cercando di individuare quelle che stanno arrivando in questo momento, nuove, in difficoltà. Cercheremo di aiutarle nelle locazioni arretrate, nelle bollette arretrate, in eventuali spese mediche che non sono riconosciute dal servizio sanitario, e cerchiamo anche di seguirli lungo il loro percorso, perché sarà un percorso che non riteniamo sia breve. E si chiude qui il nostro TG, appuntamento però tra pochissimo con approfondimenti e dirette dal territorio con A Voi la Linea.